23esima curva, il campionato di promozione siciliana per il girone C al Pietro Cangemi. Era derby peloritano tra Torregrotta e Villafranca Messana, padroni di casa che hanno trovato un punto nell'ultima uscita allo stadio Valerio Bacigalupo di Taormina, dove all'iniziale vantaggio di Charlie Famà rispondeva Rosario Rasà, permettendo ai ragazzi di mister Borelli di salire a quota 9 in classifica. Di contro la Villafranca Messana ha trovato anch'essa un pari, però a reti bianche sul campo dell'Aci Sant'Antonio e ha raccolto 27 punti sin qui lungo il proprio cammino messinese. Anche il direttore di gara di questo incontro, infatti, Benito Saccà, completo rosso-blu per la formazione torrese, maglia verde con calzoncini bianchi per la Villafranca Messana. Tanti i volti conosciuti alle telecamere della Wii Sport, che nella figura di Federico Longo erano presenti al Pietro Cangemi per raccontarvi di questa sfida. Fischietto alla bocca per il direttore gara e possiamo partire. La prima occasione per la formazione tirrenica e la Villafranca Messana, con l'incursione di Manzella che rientra sul destro, sterzata, colpisce però solo l'esterno del palo alla destra di Rodella. Al quarto d'ora ci prova allora Ciccio Brancati direttamente da calcio piazzato, traversa e poi la palla carambola sulla linea. Gran soluzione balistica che il capitano è numero 8 e la Villafranca Messana sfortunatissima in questa occasione. Ci riprova allora 2 minuti più tardi con Scimone che raccoglie questo cross dal binario destro, prova a scagliare il tentativo scaldando però i guantoni di Rodella. Dobbiamo attendere il 27esimo minuto di gioco per vedere la prima occasione per il Torregrotta con Rasà che calcia in area. Era stato pescato comunque in posizione di offside dal primo assistente del direttore di gara Rasà. Ci riprova comunque al 32esimo il Torregrotta, atterrato al limite dell'area di rigore Rosario Rasà, che lamenta qualcosa in più della punizione. Alla battuta della stessa andrà Rasà e sceglie la soluzione di potenza sulla barriera. La palla resta sulla disponibilità di Ballarò che prova col diagonale mancino, che si spegne però a fil di palo. Minuto 44, ancora Rosario Rasà che prova a caricarsi la squadra sulle spalle. Il suo tentativo termina però alto sulla trasversale. Termina così anche la prima frazione di gioco, squadre negli spogliatoi sul parziale di reti bianche. Un inizio prorompente della Villafranca Messana, al quale ha seguito il ritorno in partita del Torregrotta. Con le nostre immagini intanto siamo già al film della ripresa, che si apre col primo tentativo della Villafranca Messana, col tentativo in area di Simone Gazzetta. Il collo esterno destro però termina alto. Un minuto più tardi sponda di Rasà, Sittineri pulisce l'azione, prova a servire dentro per Ferlazzo, col mancino però non crea grattacapi a Bucca. Ancora il Torregrotta a provarci, questa volta con Abate che prova a fare tutto da solo. Siamo però già dall'altro lato all'11esimo col gran tentativo di Gazzetta che recupera palla, lascia andare l'esterno del piede destro e colpisce un incrocio dei pali clamoroso. Trema ancora la porta del Pietro Cangemi. Dall'altro lato altra soluzione balistica, questa volta porta la firma di Balai. Termina però a fondo campo il suo tentativo al quarto d'ora della ripresa. Primo cambio con la Spada che prende il posto di Ferlazzo, ma il Torregrotta continua a spingere. Qui Rasà pulisce un pallone, lo serve a Sittineri col destro che non è il suo piede, non riesce però a inquadrare il bersaglio grosso. Azione di ripartenza della formazione torrese con Abate che prova a fare tutto da solo, un po' strozzato però il suo destro si spegne flebile a fondo campo. Cross dalla sinistra allora di Di Stefano, sul quale prova ad avventarvisi Rasà, non riuscendo nella deviazione vincente. Ci prova allora Ballarò da calcio piazzato. Sofia fa quello che aveva fatto il compagno Rasà in precedenza, guadagnando solo corner dagli sviluppi dello stesso. Ancora Ballarò, palla dentro, Rasà prova a svettare più in alto di tutti, ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0. Nel finale scampoli di gara anche per Antonazzo che prende il posto di Merlina. L'ultima occasione però è per la Villafranca Messana con la punizione di Simone Gazzetta che termina alta. Termina così anche la partita, tante le occasioni da rete, risultato che però resta inchiodato sullo 0-0. Si dividono la posta Torregrotta e Villafranca Messana. Da Claudio Costanzo allora non resta che mandarvi un saluto e ricordarvi del prossimo appuntamento tra 3 giorni.